Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Correnti umide e instabili tornano nuovamente protagoniste dopo una breve pausa anticiclonica domenica e lunedì, portando condizioni di forte maltempo martedì durante le ore mattutine e pomeridiane, con forti piogge temporali che agiranno dapprima al nord-ovest, soprattutto sulla Liguria, e poi al nord-est, specie sul Triveneto e Friuli Venezia Giulia, sulle prealpi, con temperature che saranno in media col periodo, ma molto sopra la media, soprattutto al sud Italia. Rovesci sparsi continueranno ad agire nel corso dei prossimi giorni, soprattutto sul centro-nord, con precipitazioni più abbondanti soprattutto sui rilievi, sui monti. Prevista infatti l'arrivo di una saccatura da nord-ovest dalla mattinata di giovedì, in estensione poi alla nottata di venerdì sul Triveneto, con temperature ancora in media col periodo. Notiamo dalla grafica come infatti la perturbazione di martedì agirà proprio sulle regioni del centro-nord, portando instabilità sparsa, poi un nuovo impulso con aria molto più umida e instabile riuscirà a portare una nuova fase di maltempo, soprattutto tra giovedì e venerdì, quando le precipitazioni si intensificheranno sul nord-est, mentre dal weekend l'anticiclone riuscirà piano piano a guadagnare terreno verso l'Italia, che riporterà le temperature leggermente sopra la media del periodo, con tempo più stabile dappertutto. Infatti il clima si manterrà tutto sommato mite, con tendenza a ulteriore rialzo termico venerdì, quando sulle regioni adriatiche, ioniche e sui versanti orientali delle isole maggiori si potranno raggiungere anche i 26-27 gradi, localmente anche oltre, mentre notiamo infatti come la situazione sarà leggermente sotto la media sull'Europa occidentale, poi a seguire una rimonta anticiclonica che riporterà temperature sopra la media verso fine mese sull'Europa centro-orientale. Giornata di martedì, come notiamo, con fase di maltempo, con precipitazioni più abbondanti sulle prealpi, sulle Dolomiti e Friuli Venezia Giulia. Successivamente la giornata di mercoledì sarà contraddistinta da una pausa dalle precipitazioni, come anche giovedì, quando però riuscirà ad agire dalla tarda mattinata e il pomeriggio dal nord-ovest, soprattutto sulla Lombardia, poi verso il nord-est sul Triveneto, con precipitazioni abbondanti. Ma per maggiori dettagli consultate come sempre la nostra pagina Instagram e i prossimi video.